Paura dei furti a Mogliano Veneto, coppia esce solo lasciando l'abitazione presidiata dalla figlia, è l'unica casa della via che i ladri non hanno ancora svaligiato. Protesta dei risparmiatori delle Popolari Venete sotto la prefettura di Treviso, le associazioni chiedono di ampliare il fondo per i truffati e rinegoziare i conti correnti passati a intesa. A Domenico Lo Sappio, il candidato sindaco di Treviso per il Movimento 5 Stelle, a 37 anni, fa l'insegnante, vive a Canizzano, la priorità, l'attenzione verso i quartieri. Commerciante di San Giuseppe chiama Antenna 3, davanti al negozio stamattina una discarica improvvisata e tra l'immondizia spuntano interi fascicoli di uno studio notarile. Corteo in bicicletta a Conegliano per ricordare Francesco Vazzoleretto, il ciclista di 63 anni colpito dalla portiera di un'auto. Non sia morto invano, dice la vedova, serve maggiore sicurezza. Aperture dei negozi nei giorni festivi e sciopero della grande distribuzione. Siamo andati a sentire cosa ne pensano i trevigiani alle prese con lo shopping di Natale. Il nostro viaggio tra gli oggetti della memoria della Grande Guerra compie una nuova tappa. Dal Piave un'ancora usata per dare solidità ai ponti di barche. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso, questi dunque i titoli di oggi. Nel primo piano l'allarme furti a Mogliano, il racconto di una residente che dice ormai in alcune frazioni la gente non esce più di casa per paura dei ladri, ogni sera ci sono almeno 2 colpi in abitazione. Sentiamo. Mi è stato chiesto ieri dai miei genitori, per permettere loro di andare a mangiare una pizza in tranquillità, di fare da guardia alla loro casa. La famiglia di Ketty Zancanaro vive in una frazione di Mogliano, un quartiere sotto assedio dai ladri, al punto che molti evitano di uscire di casa per paura che i malviventi entrino in azione, oppure, come nel caso dei genitori della signora Ketty, chiedono a qualcuno di sorvegliare l'abitazione in loro assenza. E da giorni ormai vengono svaligiate circa 2 abitazioni al giorno, e anche a orari diurni, nel pomeriggio, appena uno esce sembra che siano appostati per poi derubare. La sera stessa in cui Ketty Zancanaro ha sorvegliato l'abitazione dei genitori, in un post sulla pagina Facebook 6 di Mogliano Se, ha deciso di sfogare la sua frustrazione, trovando la solidarietà di molti altri concittadini. Poche ore dopo la pubblicazione, la telefonata di una vicina. Ero qui da sola col cane fuori a far da guardia e l'allarme inserito, e mi ha chiamata una vicina di casa 2 case più in là per dirmi che avevano cercato di entrare a casa di suo zio con le persone in casa. Ma sono diverse le zone di Mogliano prese di mira dai ladri, incuranti che in casa vi siano o meno i proprietari. Che è una zona residenziale nuova, dove si sono arrampicati per le grondaie e sono arrivati a derubare un appartamento al secondo piano di una palazzina in cui tutti erano a casa di domenica sera. Una situazione invivibile, dice la signora Ketty, soprattutto per i più anziani. Io chiedo di non dover vivere nella paura, perché credo che se sistematicamente prendono di mira delle zone, e anche delle zone residenziali in cui c'è tanta gente, delle persone così, vuol dire che hanno la certezza dell'impunità e hanno la certezza che nessuno li prenderà, altrimenti non oserebbero, io penso, no? Se avessero un minimo di timore. Invece il timore ce l'abbiamo noi. Ed ora torniamo invece a parlare delle banche venete, perché al termine di una settimana di fuoco sotto il profilo giudiziario a Treviso, i rappresentanti delle associazioni degli azionisti si sono ritrovati sotto la prefettura. Sarà una settimana da ricordare, quella che si chiude oggi per la ex Popolari Venete, partendo da lunedì con l'inizio delle procedure nei tribunali per Veneto Banca e Popolare Vicenza, per poi proseguire alle audizioni davanti alla commissione parlamentare per l'ex presidente Gianni Zonin e l'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli. E questo per il profilo giudiziario, mentre per quello amministrativo il definitivo passaggio a banca intesa dei conti correnti dei 2 istituti veneti. Ma forse quello che sta preoccupando di più gli azionisti è lo spiraglio del fondo a sostegno dei truffati in discussione in commissione alla Camera. Troppo esiguo il valore messo a disposizione dal Ministero per troppe banche tutte assieme. Patrizio Miatello, perché questa manifestazione davanti alla prefettura di Treviso? Perché oggi e domani la Camera sta votando le nostre richieste di modifica al Fondo Vittime da Reato Finanziario, che sono semplicità, corposità, cioè deve essere corposo il fondo, e semplicità nelle procedure. Una manifestazione per tenere alta la guardia su tutta la vicenda, visto che con il prossimo anno da parte dello Stato potrebbero iniziare le procedure per il recupero dei crediti definiti incagliati. Hai un debito con una banca, devi farlo esaminare da un esperto, non solo di Veneto Banca, di Popolare di Vicenza,
tutte le banche, dicasi tutte le banche, hanno operato all'interno dei rapporti bancari, siano essi mutui, derivati, leasing, conti correnti e quant'altro, in maniera truffaldina e usuraria. Quindi prima di pagare qualunque debito devi farlo analizzare. Accanto a chi protesta per le azioni diventate carta straccia c'è anche chi sta subendo il passaggio delle Popolari Venete a Banca Intesa. Dal punto di vista economico c'è stato un aumento dei costi per il passaggio della clientela dalle vecchie banche a Banca Intesa, mentre i clienti prima avevano dei servizi a costo zero, adesso si vedono lievitati i costi. E la seconda cosa, veramente assurda, è che c'è l'obbligo di depositare i titoli e di pagare il deposito per titoli che valgono zero e quindi si aggiunge al danno la beffa. Ed ancora Banche Venete, ne parla il giornalista milanese di famiglia bellunese Ferruccio De Bortoli, oggi a Borgoricco nel Padovano per ritirare un famoso premio giornalistico. De Bortoli non ha risparmiato frecciate velenose ai vertici di Popolare Vicenza. Ferruccio De Bortoli, scrittore e giornalista, già direttore di Corriere Sole 24 Ore, ritira a Borgoricco il premio giornalistico Cesco Tomaselli. Declina ogni intervista sulle banche venete, poi però in pubblico ricorda come il perverso intreccio tra politica e banche abbia sempre fatto danni e non solo in Italia. Altrettanto perverso e dannoso, aggiunge, l'abbraccio tra industria e banche, e qui l'affondo è più pesante e, se volete, più preciso. Non a caso sono due mondi che dovrebbero essere separati. E non è detto che un buon imprenditore anche di queste parti debba essere per forza un buon banchiere. A volte non è così, anzi quasi sempre non è così. E mi fermo perché sono... De Bortoli è coinvolto in una disputa legale con la sottosegretaria Maria Elena Boschi sulla vicenda Banca Etruria. Alcune banche hanno creato una vera instabilità del sistema bancario ed economico italiano, così De Bortoli ha chiuso a Borgoricco la parentesi. La responsabilità di chi è stata, certamente degli amministratori e degli azionisti, ma anche di coloro che avevano il dovere di vigilare. Tra le imprese puntualmente annoverate per la buona gestione e lungimiranza c'è il gruppo Luxottica di Agordo, che fa notizia oggi per la cospicua buonuscita con cui se ne va dopo 13 anni l'amministratore delegato Massimo Vian. L'importo lordo deliberato dal CDA è di 6.300.000 euro, oltre alle competenze di fine rapporto, il tutto a fronte della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che avverrà con effetto dal 31 dicembre. Alla scadenza naturale del mandato mancavano d'altro canto solo 3 mesi. Il gruppo ha deciso così di concentrare le deleghe nelle mani del presidente esecutivo Leonardo Del Vecchio e del vicepresidente Francesco Milleri. Un fine settimana di Natale e corsa per i regali, e tra crisi, disagi per i parcheggi e prezzi più convenienti i centri commerciali continuano ad essere i preferiti, ma tutti concordano: domenica si deve tener chiuso. Ultimo fine settimana di Natale, inevitabile corsa per gli acquisti da mettere sotto l'albero, che comunque secondo molti commercianti saranno ancora pochi rispetto ai Natali di solo 10 anni fa. Dopo il natalizio come sta andando? Molto male. C'è crisi dappertutto e ci sono le persone che sono svogliate nell'acquisto. Oggi a Treviso giorno di mercato, con tanti che guardano, ma almeno per le strenne di Natale relativamente pochi che comprano. Frequenta ancora il mercato per una fiducia nei confronti di chi ti vende il prodotto, del commerciante, perché anni di servizio e poi si ha il contatto diretto appunto con il titolare, cosa che magari in un centro commerciale può mancare. Poi ci sono i quasi irriducibili dello shopping tra le bancarelle. Il centro commerciale c'è troppo casino, invece il mercato si può ancora trovare qualche affare buono. Meglio il mercato, se no non mi trovate qui. No, però prima ho sentito che ha detto dopo andiamo... No, dicevo una bancarella, o mi butti giù il prezzo, se no mi tocca andare dai cinesi. Ma i centri commerciali però sono più comodi. Sì, sono bazzicati, no, ma dopo facciamo un giro. Perché è inutile nasconderlo, la comodità del parcheggio per la gente fa la differenza. Non ha voglia di venire a parlare col contatto della gente, vuole solo andare là, guardare e uscire e bere un caffè ai centri commerciali. Tutti però d'accordo con la Regione che spinge per tornare alle chiusure domenicali. È giusto limitare le aperture perché la gente deve riposare. Quindi lei insomma sarebbe d'accordo? Sì, sì. Io le chiuderei. Però un servizio in meno.
Lei come utente avrebbe un servizio di meno la domenica? Di domenica non vado mai a cercare niente. Alla fine però comunque qualcosa si porta a casa, meglio se di tradizione. Ma almeno il Beppo Gobo lo comprano? Sì, tutti quanti quasi. Nel quartiere trevigiano di San Giuseppe rifiuti abbandonati davanti ai negozi e spuntano interi fascicoli di uno studio notarile, guardate. Ma che fanno ormai? Fascicoli interi, un ufficio intero, eredità con beneficio di inventario, stupenda. Consenso a cancellazione ipoteca. E ancora si potrebbe andare avanti, via Canevare, quartiere di San Giuseppe, a poche centinaia di metri c'è l'aeroporto Canova di Treviso. A chiamarci la titolare di un negozio che stamattina si è trovata davanti alla vetrina quella che definisce l'ennesima discarica a cielo aperto, solo che tra l'immondizia stavolta ci sono anche atti notarili di uno studio di Firenze. Lei ha qui l'attività, ma le capita spesso di trovare atti? Sempre, non solamente atti, di tutto, atti e disfatti. Ma come mai qui viene utilizzato? Non so, probabilmente non c'è controllo, la gente arriva di notte, di sera, lascia giù e non si cura minimamente anche poi del riconoscimento dei documenti che ci sono, delicati anche, penso, personali. Come siano finiti qui è un mistero. Difficile pensare che un professionista si disfi in questo modo dei documenti del proprio ufficio. La commerciante tuttavia non si stupisce più di tanto. No, ci sono tante volte cose abbastanza delicate, è che sì, non sempre si ha il tempo di fermarsi come questa mattina. Questa mattina mi sono accorta che in effetti era un po' troppo evidente, poi anche disordine perché fa schifo, voglio dire, mi sembra di essere veramente in mezzo al deserto dove c'è una discarica a cielo aperto. Zona abbandonata, denuncia Brunella, pochi controlli, parcheggio selvaggio e in un sabato di lavoro tocca fare anche gli spazzini. Mi dispiace vedere una cosa del genere, ma non a me, a tutti comunque, perché sento ogni giorno lamentele e sì, un po' di degrado poi negli anni, in questo periodo un po' delicato, non è che ci fa tanto bene, ecco. Ed ora parliamo invece delle elezioni amministrative di Treviso, mentre nel centro-destra non ha dato un esito ufficiale neppure l'incontro di ieri tra i referenti regionali di Lega e Forza Italia, tutto rinviato a dopo le feste, dicono. Scendono in campo i 5 Stelle che candidano a sindaco Domenico Lo Sappio. Vediamo. Sono un attivista da tanti anni e ho pensato di mettere il mio tempo a disposizione del gruppo e è stata evidentemente valutata positivamente questa scelta. 37 anni di Canizzano, insegnante di lettere alle scuole superiori, papà di una bimba di 11 mesi, Domenico Lo Sappio è il candidato sindaco per Treviso del Movimento 5 Stelle. Dopo il leghista Mario Conte e Andrea De Checchi sceso in campo per Forza Italia, Lo Sappio è il terzo candidato a sfidare l'uscente Giovanni Manildo del Partito Democratico. Questa scelta è arrivata alla fine di un percorso piuttosto lungo che ci ha visto impegnati durante l'arco di tutto quest'anno a girare i quartieri di Treviso. Ogni settimana eravamo in un quartiere diverso, quindi sicuramente l'attenzione che avremo per i quartieri sarà notevole, anche perché potremo giocare su tutte le segnalazioni che sono arrivate dalle tantissime persone che sono venute a trovarci e a darci suggerimenti, a farci osservazioni. Lo Sappio non si sbottona ulteriormente, tutto rinviato a una conferenza stampa che si terrà a giorni per illustrare l'idea di città dei 5 Stelle, movimento in crescita a livello nazionale e che anche a Treviso conta di fare un buon risultato. Noi scendiamo per fare il meglio e soprattutto per portare la voce dei cittadini in comune. Questo è il nostro obiettivo. Saremo felici se ci daranno appoggio quanti più cittadini possibile. Siamo alla cronaca, stava uscendo dal parcheggio in retromarcia quando ha urtato un'anziana, l'automobilista però non si è fermato ed ha ingranato la marcia fuggendo e la polizia lo ha già identificato. Ha ingranato la retromarcia per uscire dal parcheggio ed ha urtato un'anziana di 79 anni facendola cadere a terra. L'automobilista, invece di fermarsi a prestare soccorso, prima ha rallentato, una piccola esitazione, ma poi è ripartito senza guardarsi indietro, forse alla guida della macchina un neopatentato. L'incidente è avvenuto davanti al bar Cristallo in via Dalmazia a Montebelluna. Il pirata, fra l'altro, non si è accorto nemmeno che dietro c'era un testimone che ha preso il numero della targa, il modello della sua vettura, un Alfa Romeo grigia. Poi ha chiamato i soccorsi e le forze
forze dell'ordine. L'anziana è stata ricoverata in ospedale, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto la polizia locale, che grazie ai dati forniti dal testimone non ci ha messo molto a identificare il proprietario dell'auto. I vigili hanno voluto lanciare un appello al conducente che ha investito l'anziana perché si presenti al comando al più presto per non aggravare ulteriormente la sua posizione. Sull'automobilista pende l'accusa di omissione di soccorso. A Riese Pio X preso a sassate, se non addirittura martellate, l'autovelox della Discordia. Sentiamo. L'autovelox di Riese Pio X, contestato sia dagli automobilisti multati che da rappresentanti delle istituzioni, è sparito e il motivo ora è chiaro. Ignoti, vandali occasionali o qualcuno che voleva intenzionalmente toglierlo di mezzo l'hanno preso a sassate, forse addirittura a martellate, tanto che l'apparecchio posizionato lungo via Kennedy, la strada che da Riese conduce ad Altivole, è stato smontato e inviato alla manutenzione per essere riparato. Da agosto ha pizzicato circa 350 veicoli al giorno mentre sfrecciavano oltre i 70 km all'ora del limite di velocità consentito in quel tratto, al punto che al sindaco Matteo Guidolin pochi giorni fa erano arrivate in municipio lettere di minacce di automobilisti sanzionati e l'appello dell'ex prima cittadina di Altivole Silvia Rizzotto, ora capogruppo in consiglio regionale, di rimuoverlo perché sistema per fare cassa più che prevenzione. Ma anche con l'autovelox KO Guidolin tira dritto e oltre a riposizionare l'apparecchio annuncia che verranno installate delle telecamere per smascherare eventuali vandali. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio con l'edizione trevigiana, corteo di protesta Conegliano in ricordo del ciclista ucciso da una portiera d'auto, tra i presenti molti cittadini preoccupati per la sicurezza di pedoni e ciclisti, vediamo. Se si può prevenire qualcosa, se si può fare qualcosa, facciamolo, perché non voglio che succeda ancora a qualcun altro. La morte di Francesco Vazzoleretto non è stata una fatalità, lo dice anche la vedova dell'uomo, che in sella alla sua bicicletta era morto dopo essere stato colpito dalla portiera di un'auto parcheggiata a lato della strada. La tragedia si era consumata proprio di fronte agli occhi della figlia Silvia, che pedalava a poca distanza. Una cosa così grave, cerchiamo di evitarlo e fare il possibile, levare le macchine dalle strade. Le strade già sono strette. La sicurezza qui è una priorità, cambiare si deve e si può, più percorsi sicuri. Sono solo alcuni striscioni che il corteo di cittadini associati alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta ha esposto lungo il corteo per ricordare il loro concittadino. Una marcia nata in risposta alla polemica sulla sicurezza nelle strade coneglianesi e sull'assenza di un'adeguata rete di piste ciclabili in città. Ad oggi Conegliano non è sicura per ciclisti e pedoni? Assolutamente no, basta vederne i casi di questi ultimi giorni. Sono in aumento gli incidenti che coinvolgono pedoni e ciclisti? Magari non sono in aumento, sono costanti, ma il nostro obiettivo è quello di diminuirli. Negli ultimi 3 anni ci sono stati 72 incidenti che hanno coinvolto pedoni e ciclisti, soprattutto ciclisti. Non si può andare oltre. È stato bollato come fatalità, quando poi in realtà ci sono a monte delle scelte che forse l'avrebbero potuto prevenire. In quella strada è stato chiesto ai residenti se avere la ciclabile e i parcheggi, ovviamente i residenti scelgono la comodità, ma queste sono scelte che deve fare un'amministrazione pensando al bene comune per tutti. Dalla scalinata degli Alpini in corteo proseguito verso via Lourdes, dove il 63enne è morto in sella alla sua bici. Qui i familiari hanno deposto una corona di fiori su una bicicletta bianca. Nasce MoMapp, l'app gratuita della mobilità di marca per riuscire a pianificare un viaggio, acquistare un titolo di viaggio o vedere quale autobus prendere. Da oggi in poi tutto sarà a portata di smartphone. Si chiama MoMapp ed è un'applicazione gratuita che una volta scaricata nello smartphone sarà in grado di rivoluzionare il viaggio urbano ed extraurbano delle linee della MOM. Con grande precisione questa app sarà in grado di dirci dove passano le linee più vicine e a che ora arriverà l'autobus alla fermata che ci interessa. Pianificazione del viaggio e informazione in tempo reale, ma non solo. MoMapp ci potrà evitare l'acquisto del biglietto cartaceo, perché dal nostro telefonino sarà possibile in pochi clic acquisire sia il ticket che l'abbonamento digitale.
L'obiettivo è facilitare al massimo l'accesso all'acquisto e ai servizi ai clienti abituali, in maggioranza studenti e ragazzi, grandi fruitori di smartphone. Abbiamo pensato a questa app proprio come uno scaffale virtuale, molto facile da utilizzare, quindi come sono tutte le app molto smart, che possa essere utilizzato sia per gli studenti, sia per i lavoratori, ma anche per chi ha anche poca familiarità con questa tecnologia. Plaude all'iniziativa la provincia di Treviso, azionista di riferimento della MOM. Qualcosa di nuovo che esce sotto il profilo della tecnologia, che aiuta gli utenti a fruire del servizio in un modo facile. Assegnata la 9ª borsa di studio in memoria di Jacopo Ceneda, il 16enne che perse la vita il 4 gennaio 2009 ad Ospitale di Cadore. La cerimonia colma di emozione questa mattina al Da Vinci, liceo che il giovane frequentava. Jacopo, 16 anni, una vita da vivere, tanti sogni nel cassetto. Il 4 gennaio 2009 ad Ospitale di Cadore la tragedia. Durante un'escursione con gli scout il drammatico incidente, scivola in un canalone. Nulla da fare per il ragazzo che viene recuperato privo di vita. A 9 anni dalla sua morte le parole commoventi della mamma. Era molto generoso e socievole e con una bontà d'animo veramente molto elevata. Un sorriso contagioso, un ragazzo che riusciva ad unire tutti. Questa mattina al liceo scientifico Da Vinci, che Jacopo frequentava, è stata assegnata la 9ª borsa di studio. Un'emozione immensa, dice la mamma. L'emozione non manca mai, diciamo che è difficile che non ci sia perché Jacopo mi manca sempre, però queste sono occasioni, anche stare insieme a tutti quanti me lo fanno sentire vivo intorno a me e per me è importantissimo. Molte le iniziative per ricordare il 16enne. E oltre alla borsa di studio facciamo anche solitamente una passeggiata lungo i sentieri della Valbona sopra Ospitale di Cadore, che sono i sentieri che lui ha lasciato quel 4 gennaio, e ripercorrerli in compagnia con gli amici, così è sempre molto bello perché si parla di lui continuamente e viene ricordato proprio. Il cuore di mamma Mirella batte forte. Jacopo rimarrà vivo nei ricordi dei compagni e degli amici e la loro presenza a queste iniziative ne sono la testimonianza. Ed ora l'appuntamento del sabato con la Grande Guerra, la storia che vi raccontiamo parte da un'ancora. Questa è l'Ancora del Piave, o meglio una delle tante buttate tra i flutti nelle centinaia di tentativi di costruire un ponte di barche. Ma quanto pesa questa? Questa è circa 80 kg. Ci fa vedere quanto alta è? Beh, ecco. Sì. Questa è una delle più grandi, perché ci sono anche di più piccole. Dove l'ha trovata? Qua, nella zona tra Roncadelle, di fronte circa Candelù. Oggi sembra quasi impossibile pensare che per guardare il Piave occorressero delle ancore per bloccare gli scafi in ferro, dove sotto i colpi delle opposte trincee soldati dell'una e dell'altra parte perdevano la vita nel tentativo di realizzare dei ponti che poi puntualmente saltavano, colpiti dai cannoni, oppure che si sfaldavano portati via dalla corrente del Piave. Ancore che sono rimaste sul letto del fiume finché qualcuno, dopo oltre mezzo secolo e un'altra guerra, le ha ritrovate. Dopo una piena del Piave è spuntato un pezzo, veramente è stato un pezzo che sembrava un badile, no? E invece dopo è risultato. Fiume che continua a restituire testimonianze come questo bossolo ritrovato solo qualche giorno fa, testimonianze di un fronte dove anche una sessola era preziosa. Ho trovato anche addirittura questa sessola che serviva dentro sui barconi, ne aveva una o due in dotazione ogni barcone per svuotare eventualmente l'acqua dai barconi, insomma, ecco. Una guerra e un anno, il 1917, ricordato ancora in Sinistra Piave come l'anno della grande fame, dove si scioglievano le candele pur di avere un po' di grasso con cui nutrirsi. Una fame che qui viene ricordata senza confini tra popolazione civile e truppe di occupazione. Addirittura mi raccontavano che gli stessi austriaci aiutavano i più piccoli a dare un po' da mangiare. Sì. Perché non ce n'era? Perché non ce n'era, sì, sì. Ritornò il nemico per l'orgoglio e per la fame, voleva sfogar tutte le sue brame.
Ed ora invece vediamo insieme le bellissime immagini del presepio dei Carmelitani. Io da 20 anni faccio mostre, avendo fatto in passato presepio parrocchiale. La mostra può essere divisa in 3 parti: presepi del mondo, missionari, presepi di carta novità qui per Treviso di un mio amico di Tiene, e poi amo la storia di Gesù, infanzia, vita adulta e specialmente la Pasqua. Man mano che gli anni passavano ne facevo 1 o 2 all'anno, però molte volte se ho spazio espongo anche presepi molto artistici dei miei amici bresciani, bergamaschi e veronesi. I giorni feriali è aperto il pomeriggio, ore 16 e 18, domenica anche il mattino. Io consiglio catechiste e parroci che portino i bambini elementari e medie. L'ordine del giorno che si fa in parrocchia potrebbe essere fatta qui, vedendo i presepi, che è una super preparazione al Santo Natale. Con queste bellissime immagini si chiude il telegiornale da Treviso. Grazie davvero per averci seguito e vi lascio ovviamente alle previsioni del tempo. Buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una domenica all'insegna del tempo stabile sulle nostre regioni, dove tra l'altro sarà anche ampiamente soleggiato. Vediamo il dettaglio del 17 dicembre. Sul Veneto venti settentrionali portano una bellissima giornata di sole, con il cielo che sarà sereno o soltanto localmente poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Diamo uno sguardo anche all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 5 e 8 gradi, valori notturni sotto zero su tutte le nostre province. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche qui sarà una bellissima giornata di sole con il cielo che risulterà essere sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale, come ci mostra la nostra grafica. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, valori notturni tra -2 e 0 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una bellissima giornata di sole su gran parte dei settori, soltanto sui confini alpini esteri avremo qualche debole nevicata fino a valle. Concludiamo con le temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, valori notturni attesi sui -6 gradi a Bolzano, -2 gradi a Trento. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati da nord-ovest. Per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.